Morie di pesci in tutti i canali per mancanza di acqua e ossigeno, emergenza rifiuti, consumo consapevole di uno dei nostri beni più preziosi. Il Comune di Padova affronta tutte queste problematiche e dà vita a un tavolo permanente con i rappresentanti del Genio Civile del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Problemi per agricoltura e industria, rischio di danni ambientali. Gli argini sono luoghi che naturalmente vivono della presenza dell'acqua, quindi bisogna monitorare da una parte un problema di sicurezza, quello più immediato è la moria di pesci e la formazione di alghe. Quindi da una parte il tentativo di portare in salvo più animali possibili, qui se ne sta occupando la provincia con la polizia provinciale e la polizia ambientale che hanno il compito in questi giorni di trasferire quanti più pesci possibili in acque sicure, mentre noi del Comune, ieri al coordinamento abbiamo deciso anche di intensificare questo tipo di azione e andiamo a far pulizia sia di carcasse di pesci che purtroppo sono morti, quindi evitare fenomeni anche di putrefascenza, quindi problemi anche di carattere sanitario, igienico. E stesso dicasi il monitoraggio delle alghe. Affiorano tutto ciò che sta sotto i fiumi, carrelli, biciclette e quant'altro, e quindi anche questo. Quindi abbiamo ingaggiato una ditta per intensificare questo tipo di attività. Il tavolo resta un tavolo permanente. Nessun rischio di razionamento idrico a Padova con l'acqua potabile che non viene prelevata dal fiume e depurata ma arriva direttamente dalle fonti di Villaverla.